L'obiettivo dichiarato è quello di coprire in 3 anni l'intero territorio della Marca occidentale con telecamere dell'ultima generazione, un grande fratello che vigilerà 24 ore su 24 sulle principali vie di collegamento di Resana, Loria, Vedelago e Riese X, un'operazione in 2 tempi da 300.000 euro. La prima fase partirà grazie ai 50.000 euro erogati dalla Regione a favore dell'Unione dei 4 comuni. Oltre agli occhi elettronici ci sarà un nuovo software che permetterà a Polizia Locale e Carabinieri di operare in rete. Questo consentirà di avere una centralina in ogni comune, quindi una a Riese, una a Resano, una a Loria e una a Vedelago, e poi ci sarà una grande centralina di controllo proprio qui nella sede della Polizia Locale della Marca Occidentale, appunto, che è a Vedelago. I nuovi dispositivi e il software andranno a integrare il sistema di 70 telecamere diffuso e già operativo da tempo sul territorio dei 4 comuni, un'area di circa 40.000 abitanti. I primi interventi saranno realizzati entro l'inverno, tra i periodi più critici anche per i furti in abitazione. Il sistema di videosorveglianza è un deterrente importante perché sicuramente è un'arma che va nelle mani della nostra polizia locale, ma anche nelle mani dei nostri carabinieri, che potranno controllare le auto che passano e tutti i vari disguidi relativi all'ordine pubblico. Noi cerchiamo di fare la nostra parte perché i nostri cittadini si sentano più sicuri.